Una cosa che mi ha colpito del tuo film è che quando l'ho finito è come se avessi avuto l'impressione di aver assistito a una sorta di immobilismo dinamico, perché tu racconti dei personaggi che si muovono all'interno di questa città, ma è come se fossero in gabbia e contrapponi questo loro dinamismo anche a una geometria molto ferma. Ci sono delle inquadrature appunto dell'architettura di Potenza che sono molto belle e suggestive. Ero curiosa di sapere come avevi lavorato su questo doppio binario, quindi. L'apparente immobilità è una delle cose degli aspetti che della città di Potenza mi ha colpito di più. Quando si arriva a Potenza percorrendo la Basentana, che è la strada che taglia la Basilicata, quello che appare è una manciata di luce incongrue sparse nel buio, che ti restituiscono questa sensazione di apparente immobilità. Ed era una cosa che ci portavamo già dalla scrittura, quello di dire attenzione, anche nei posti che sembrano immobili succede poi qualcosa di grosso come la vita. E da questo punto di vista le architetture della città mi consentivano una serie di astrazioni che ruotavano intorno a questa definizione. Potenza ha una, pochi lo sanno, ma ha una delle scale mobili più lunghe del mondo. E io quello che poi volevo raccontare nella natura dei personaggi era il loro destino, che è in transito, ma fermo al tempo stesso. C'è una scena del film in cui Ambra sale le scale mobili e lei è ferma mentre tutto intorno lentamente si muove. Proprio parlando del personaggio di Ambra, mi sembra che forse è quella che più di tutte riesce a raccontare e a incarnare una crisi. E mi è venuto in mente il verso di una canzone di Morgan che definisce la crisi un eccesso di lucidità. Sei d'accordo? E soprattutto la crisi non sempre è come qualcosa di negativo, è come se questa lunga notte dell'anno poi lasci lo spazio la mattina a una presa di coscienza, a una luce. Alla luce dici bene che poi è il personaggio non a caso che Ambra Angiolini interpreta nel film. E sì, quella è una notte in cui i destini che sono sospesi dall'oscurità portano i personaggi a fare un esame di coscienza, a guardarsi in faccia. Loro non hanno coscienza che quella è la notte più lunga dell'anno, nessuno dei personaggi lo sa, che è una notte speciale. Una notte che se tu la cavalchi fino in fondo poi, la crisi, proprio da un punto di vista etimologico del termine, ti porta davanti a delle scelte, a delle possibilità, così come ho cercato da un punto di vista estetico di raffigurare con delle inquadrature a piombo su questa città labirintica, no? Che in qualche modo erano un'efficacia rappresentativa dello stato d'animo dei personaggi. Eh, e la crisi è questo, cioè la possibilità a posteriori di guardarti indietro e farti forza di quello che hai vissuto. Perché la notte più lunga dell'anno è una notte speciale? Perché è una notte comunque di passaggio, non è come tante altre. Il giorno dopo per tutti nasce un nuovo sole, quindi c'è forse anche un po' di speranza. E un altro aspetto interessante che ho trovato è quello della scelta delle musiche, che sono tante, diverse e che sembrano raccontare le varie anime che compongono questa città e questi personaggi. Volevo sapere come avevi lavorato su questo aspetto qui. Già quando scrivevamo la sceneggiatura, le atmosfere musicali erano state costruite su una musica elettronica che è martellante, che si ascolta più con il corpo che con le orecchie, però al tempo stesso volevo che si portasse dietro delle sonorità mediterranee, ma in chiave moderna. E poi un mio collaboratore mi aveva fatto sentire un brano che mi aveva molto colpito e che in qualche modo aveva dato un po' sfogo a quello che pensavo di voler rappresentare. Un brano dei Rena Nera, che sono un progetto musicale proprio della Lucania, che avevano scritto e composto questo sorta di mantra tantrico, circolare, che è un po' quello che succede nella multilinearità del film. E quindi con loro, partendo da quel brano, ho sperimentato molto e c'è un aspetto sonoro che poi forse è l'aspetto più realistico di tutto il film, perché mentre per quanto riguarda l'estetica mi sono, diciamo, concesso dei tagli, delle ellissi, il suono è qualcosa invece che rende molto più uniforme lo spazio che i personaggi vivono quella notte e lo fanno attraverso i rumori che poi si fanno suono e poi musica, che sono i rumori della città, i rumori delle scale mobili, di queste pale eoliche
infinite che sembrano issate intorno al paesaggio come una cattedrale nel deserto e che loro stesse sviluppano il suono. Partendo da quei suoni poi abbiamo cercato di ricostruire una musica che appunto da diegetica si fa extra diegetica e che poi verso la fine della notte, alle prime luci dell'alba, si scioglie invece in delle melodie più soavi e più dolci che sono quelle poi di un pianoforte. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie a te. Grazie.